sia la Polizia Municipale che i Carabinieri stanno indagando. Purtroppo è stato anche rubato il, chiamiamolo, videoregistratore che era posto all'interno della chiesetta e quindi non vi è possibilità di risalire a immagini. E qualche elemento ce l'hanno e stanno portando avanti le indagini. A Salvarosa sì, purtroppo non è la prima volta, eravamo intervenuti installando questo impianto di videosorveglianza, chiamiamolo a circuito chiuso, nel senso che non era collegato a remoto con il terminale della Polizia Municipale e quello dei Carabinieri, pensavamo fosse sufficiente, invece così non è stato. Adesso vedremo se compatibilmente con le risorse del bilancio riusciamo ad implementare l'impianto di videosorveglianza che già ha avuto una ristrutturazione che è costato 150.000 euro al comune di Castelfranco Veneto. Se trovo qualche risorsa un pensiero lo facciamo. Spero ardentemente li prendano e quando li prendono facciano pagare per tutto quel che è successo dai tempi passati ad oggi e che sia una pena esemplare e severa, perché meritano questo, insomma. Cosa si sente di dire alla comunità di Salvarosa? Che sono a loro vicino e stiamo cercando di far sì che ciò non accada più.